Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! È considerato un simbolo dell'accoglienza e dell'integrazione. Il modello Riace lo ha reso famoso tanto da farlo inserire nella classifica degli uomini più influenti. Parliamo di Mimmo Lucano, indagato per presunte irregolarità nella gestione dei progetti d'accoglienza, perquisizioni in comune nelle associazioni convenzionate con il municipio di Riace per la gestione appunto dei servizi. Il primo cittadino però si difende e dice: sono senza parole, ben vengano i controlli. Ma vediamo i nostri servizi. La Guardia di Finanza, il municipio a Riace, il blitz delle Fiamme Gialle che hanno acquisito documenti e fatture su delega della Procura di Locri hanno notificato un avviso di garanzia al sindaco Mimmo Lucano. Il primo cittadino noto per l'ospitalità dei migranti è indagato per abuso d'ufficio, concussione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in relazione alla gestione del sistema di accoglienza. Con lui, secondo quanto si è appreso, è indagato Fernando Antonio Capone, presidente dell'associazione Città Futura Don Pino Puglisi. Sotto osservazione l'organizzazione e il sistema accoglienza, con una matriosca di associazioni che hanno rapporti di convenzione con il comune, e cioè le strutture per minori non accompagnati e gli SPRAR. Perquisite, oltre alla casa comunale, anche le sedi delle stesse associazioni, nonché le abitazioni del primo cittadino e di Capone. Una lunga giornata di lavoro, circa 10 ore, per avere gli atti da parte dei finanzieri Faldoni al vaglio degli investigatori. Nelle scorse settimane Lucano si era detto sfiduciato e indignato con lo Stato dopo che il Ministero dell'Interno e Prefettura di Reggio Calabria avevano sospeso l'erogazione dei fondi per presunte irregolarità. Lucano, grazie alla sua attività in favore dell'accoglienza, è stato inserito dalla rivista Fortune al 40° posto tra le personalità più influenti del mondo. Rai Fiction ha anche annunciato la realizzazione di una fiction su Lucano che sarà interpretata da Beppe Fiorello. Da simbolo dell'accoglienza indagato, il sindaco di Riace, Domenico Lucano, grazie alla sua attività in favore dei migranti, lo ricordiamo, è stato inserito dalla rivista Fortune al 40° posto tra le personalità più influenti al mondo. Il sistema Riace è diventato un modello a livello internazionale, grazie ai bonus, strumento che ha consentito ai migranti di usufruire di un potere d'acquisto tra gli esercenti per supplire ai ritardi dei contributi pubblici, e alle borse lavoro che hanno consentito di riavviare il tessuto economico del piccolo centro della Locride e dare una risposta lavorativa ai richiedenti asilo che intendevano fermarsi a Riace. Sono nate così botteghe artigiane di ceramica, vetro, tessitura, un sistema adesso che viene messo in discussione. Già nelle scorse settimane Lucano si era detto sfiduciato e indignato con lo Stato dopo che Ministero dell'Interno e Prefettura di Reggio Calabria avevano sospeso l'erogazione dei fondi per presunte irregolarità. Adesso l'avviso di garanzia recapitato al sindaco del piccolo centro. Lucano non nasconde la sua amarezza, si difende dalle accuse e sottolinea: sono senza parole, ma per certi versi mi viene quasi da ridere perché non ho nessun bene nascosto, non possiedo niente e non ho conti segreti. Allora ben vengano i controlli, aggiunge, e che siano più approfonditi possibile. Domenico Lucano spiega di aver risolto i problemi con il Viminale e la prefettura in merito al sostegno finanziario fornito per l'esperienza di bonus e delle borse lavoro, e ora arriva questo, una tegola per il sindaco di Riace che, con amarezza aggiunge, da 20 anni sono in prima linea cercando di sviluppare attività collaterali per favorire l'integrazione dei migranti e la loro permanenza sul territorio anche a conclusione dei progetti finanziati. Ma adesso cosa accadrà? Vedremo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!